Un affresco che lo ritrae con in alto a sinistra proprio la cappella dipinta dal padre in una frazione di Santo Stefano di Cadore, dove ci troviamo per parlare di Andrea Zanzotto in un programma che riguarda anche altri due grandi del Novecento. Il paesaggio, la contrada, lo sguardo e la parola di Andrea Zanzotto. Se ne è parlato a Santo Stefano di Cadore, dove si trova a lui intitolato il sentiero che congiunge la stessa Santo Stefano con la frazione di Costalissoio e che il grande poeta di Pieve di Soligo amava percorrere, avendolo imparato da bambino, accompagnando il padre Giovanni, pittore, che lo percorreva per andare a dipingere una Santissima Trinità nella chiesa della frazione. Zanzotto rappresenta un cittadino onorario che ha vissuto qui 2 anni della sua gioventù, da quando aveva 4 anni fino a 6 anni, frequentava la scuola qui perché il padre insegnava, il padre era fuggito dalla guerra e si trovava qui a fare l'insegnante e a fare il decoratore. Difatti ha lasciato dei segni abbastanza importanti nella chiesa di Costalissoio, ha dipinto tutto l'interno di questa chiesa, un bel affresco che bisognerebbe andare a visitare, ad ammirare. Zanzotto è stato uno dei più grandi poeti del Novecento, non solo italiano, ma direi europeo e forse dell'Occidente. È stata una persona che ha dedicato la vita a questa necessità per lui, oltre che passione, che è stata la poesia, ma la poesia come fondamento della vita umana. Zanzotto, insieme a Giuseppe Mazzotti, è anche uno dei 3 grandi veneti del secolo scorso, riuniti nel progetto I Tre Cantori della Montagna, nato per commemorare i 120 anni dalla nascita di uno di loro, Dino Buzzati. Comincia l'avventura di Andrea Zanzotto qui in questo paese dove è nata la sua famiglia, il suo papà. Quindi il sindaco e la comunità ha voluto celebrare la partenza di questo progetto I Tre Cantori della Montagna, partendo proprio da Andrea Zanzotto a Santo Stefano di Cadore. Al bellunese, con le sue radici profondamente dolomitiche, insieme ai 2 letterati trevigiani, è dedicato nei 120 anni dalla nascita un intensissimo programma commemorativo promosso dal Circolo Cultura e Stampa Bellunese, un percorso che proprio a Santo Stefano ha preso il via.